Goditi il silenzio, perché le parole sono inutili. I sentimenti sono intensi, mentre le parole sono banali. Piacere e dolore rimangono, mentre le parole si dimenticano. Le parole semplicemente non hanno significato. Allora io lo so che è barocco cominciare una serata che dovrebbe celebrare la parola scritta con un elogio del silenzio. Lo so e lo dichiaro subito. Vi dico anche il perché e il come. Il perché è il motivo per cui io sono qui, è molto semplice. Questa è la prima serata del premio Pronò, la prima edizione, premio per romanzi editi, per romanzi inediti, per testi di cibo e bevande. E quando Alessandro Coppo mi ha parlato del premio Pionona, a me è aperto il cuore perché mi ricorda in positivo il mio papà, che non c'è più, con cui ho fatto tante guerre calde, con cui ho fatto tante guerre fredde, con cui alla fine non sono riuscito a parlare, per cui rimane la mia ferita. E stasera un po' penso a lui. Quanto al come, io non sono un regista, non sono un attore e non ho i tempi dell'attore, non sono nemmeno un presentatore, e allora ho provato a farvi una cosa da giornalista. A me hanno insegnato che si fa un attacco in cui si cerca di sparare qualcosa al cuore, alla pelle, dove si può, per colpire la fantasia, se no nessuno ti legge più. Poi all'avanti ti butti dentro alla cosa cercando di sparire in essa, ma sai che non si può fare. Ci metti un po' di ironia, provi a metterci un po' di ritmo e se alla fine chiudi il cerchio, riportando tutto all'inizio, hai fatto il tuo e ti hanno letto. Allora ho pensato che da giornalista che ama la musica, non avendo cose particolarmente interessanti da dire sul perché esaltiamo gli scrittori, dobbiamo coccolarli, dobbiamo volerli bene, dobbiamo voler bene la parola scritta, potevo dirvelo magari in forma originale, con la musica che mi piace e con un video, quello che avete appena visto. Il motivo del video però è anche un altro. Per vari motivi io negli ultimi 2 anni mi sono riavvicinato alla mia città e ho scoperto che ci sono veramente tantissimi ragazzi giovani, ventenni o poco più, ma anche meno, che sanno fare di tutto con la computer grafica, senza la computer grafica, dal punto di vista di qualsiasi disciplina economica, qualsiasi cosa. Ne ho conosciuti tanti e tanti per le cose che ho fatto di recente. Il problema è che un po' perché sono nativi digitali, quindi hanno un linguaggio diverso dal nostro, un po' perché probabilmente il loro lavoro li porta via da qua, sarà qualsiasi altro motivo, la loro voce, secondo me, a casa mia non c'è, ma forse non c'è in nessun altro posto di questo paese. Allora ho chiesto in giro chi volesse realizzarmi questo video sulla musica di Depeche Mode, credo che lo conosciate tutti, in maniera originale e ribaltando poi il concetto delle parole stesse. Alla fine ho trovato un ragazzo di 20 anni, secondo me bravissimo, perché tutto quello che avete visto è fatto con la computer, senza la computer grafica e solo con la sovrapposizione di immagini, e ve lo presento. So che è timido, però adesso vieni su e io e te facciamo un po' chiarenato. Andrea Boccato. Grazie Andrea. Se avete visto il video, come avevo chiesto a Tieni questo, se avete visto il video, la musica dice esattamente il contrario delle immagini. Avevo chiesto ad Andrea di mettermi in un universo che si sviluppa e in rapporto con parole, lettere, simboli, per dire che il linguaggio ci apre al nostro mondo. La canzone dice esattamente il contrario, godetevi il silenzio perché le parole sono inutili. Struttura barocca, ma la ribaltiamo. Se adesso Alessandro mi mette su un'altra canzoncina di Depeche, basta solo un assaggio, li metto contro se stessi e vediamo di riportare i piani dove dovrebbero andare. Ce la fai, Ale? Non ce la fa. Se non ce la fa, ve lo racconto io.
Walking in my shoes. Cammina con le mie scarpe, se ce la fai. Se ci provassi, probabilmente cadresti negli inciampi dove sono caduto io. Se ci provassi a metterti nei miei panni, probabilmente vedresti le stesse persone che ho visto io, magari persone sbagliate. Quindi prima di giudicarmi, prova a metterti nei miei panni. A me questa canzone ricorda in parte il lavoro dello scrittore. I Depeche Mode parlano da penitenti, un po' impenitenti, perché fondamentalmente si autoassolvono. Uno scrittore invece ti regala le scarpe e ti dice vai, cammina nei miei passi, ma ti anticipa un'esperienza, te la raffina e ti fa che quando la incontri probabilmente sei in grado di godertela anche di più. A me piaceva questo e per questo vi ho sintetizzato queste due canzoni. L'altra cosa per cui io credo che si debba apprezzare la scrittura, ve la facciamo vedere io e Andrea con questo pallone, che ha dei teschietti che mi ha realizzato un'amica negli esagoni e quindi non è esattamente un pallone, facciamo finta che non lo sia. Io e Andrea abbiamo pensato che potesse essere un oggetto di design per cui io domani vado a concorrere al Compasso d'Oro e lo dico, perché è anche una buonissima sedia che fa lavorare i glutei, se vogliamo. Oltretutto, se volete, adesso ti stendi tu, lo fai diventare un cuscino e ti ci metti di collo. L'importante è avere fantasia. Vai, e se vedete, secondo oggetto, stessa cosa, diverso nome. Grazie Andrea. Ultima cosa, i miei amici di Anagoro adesso vorrebbero fare un Amleto postmoderno e mi hanno chiesto un teschio del buffone di corte Ioric. Gli do questo e siamo a posto. L'ultima cosa, e salutiamo e lanciamo la serata, consegno questo al vice sindaco che dovrebbe darlo a Stefano Marcon. Stia attento che se la testa di Medusa potrebbe cimentarlo e si rivota, non mi dite che si vinca. Adesso, dovendo parlare della cosa in sé, ho pensato che potevamo leggere i testi dei premiati. Cominciamo con la categoria dei testi di romanzi inediti. Abbiamo una voce un po' speciale. Maria Gomirato, del gruppo teatrale Lo Specchio. Grazie. In prigione mi sono reso conto che gli affetti che avevo faticosamente costruito li avevo persi per sempre. Mi sembrava di aver raggiunto davvero il fondo e che niente nella vita avesse più un senso. Poi tornavano alla mente i ricordi meravigliosi che avevo condiviso con la donna che amavo e il mio unico figlio. E solo questi mi hanno dato la forza per non lasciarmi morire. Mi sono reso conto che anch'io dovevo continuare a contribuire a qualcosa in questo mondo e che mio figlio non poteva essere più uno schiavo della potenza, dell'egoismo come siamo stati noi, della nostra generazione, i nostri padri, i nostri nonni e i nostri avi prima di noi. Questo mondo è un'eredità che ogni generazione custodisce per la successiva. Mi sono sempre chiesto per quale ragione in questo mondo ci siano associazioni che difendono i diritti degli animali in via di estinzione, mentre i popoli che stanno scomparendo sono completamente dimenticati e abbandonati agli eventi storici. Se guardiamo questo mondo a fondo, non possiamo certo dire che sia migliore di quello venuto prima di noi, è solo più comodo e facile. Ma spesso la facilità non rende le nostre vite libere. Abbiamo un prezzo alto da pagare per il progresso ed è proprio l'egoismo umano. Purtroppo non possiedo la ricetta della felicità, ma so che vale la pena di vivere per qualcuno, per gli altri. Inseguire le nostre ambizioni non ci rende di certo felici. Io voglio combattere per la mia nazione, per il mio popolo, perché non scompaia definitivamente. Vorrei regalare alla mia gente il gusto della libertà piena e totale. Combattere per la libertà è un dovere di ognuno di noi, è una necessità
necessità della nostra anima, come il cibo e l'acqua per il nostro corpo. La terra dimenticata di Iris Bersari. Entro in ascensore, non c'è nessuno, mi appoggio alla parete e chiudo gli occhi, cercando brevi istanti di riposo della mente in quel contesto assurdo e sconcertante in cui mi trovo. Sento che l'ascensore si ferma ed entra qualcuno, ne intuisco i passi delicati e felpati. Immagino si tratti di una donna. Apro gli occhi nell'istante stesso in cui sento un piccolo scossone. L'ascensore è fermo. Non siamo a un piano, siamo fermi. La luce interna è accesa, la figura che poco prima è entrata è ancora lì, ferma, davanti alla porta con le mani raccolte in grembo. È una donna, dai lunghi capelli scuri, indossa un abito tradizionale indiano. È una figura snella e slanciata che in pochi istanti rimanda la mia mente ai miei sogni. Raccolgo da non so dove, non so come, le poche energie rimaste nella mia anima e mi avvicino a quella figura immobile davanti alle porte di un ascensore bloccato. Mi muovo lentamente, senza far rumore. Compio quei 3 passi in un tempo che mi pare lunghissimo. Sono dietro di lei. Ne percepisco il profumo fruttato, dolce, di qualità. Vedo i riflessi setosi dei suoi capelli corvini, perfettamente pettinati. Sento che il momento è fondamentale, forse è il momento della verità. Le sfioro la spalla, lei è immobile, non fa una piega. Stringo leggermente, provo un brivido nel toccare il prezioso tessuto. Chiudo gli occhi per un istante, con la mia mano appoggiata alla sua spalla. Mi lascio andare a pensieri belli, forse per la prima volta da quando sono arrivato in India. Ma dura un istante, improvvisa. La figura si gira verso di me, un grosso coltello trancia di netto la mia mano destra. Il volto, devastato di orribili piaghe che ho di fronte, si avventa su di me. Riapro gli occhi nel momento in cui un cameriere ai piani mi scuote. Mi sono addormentato in ascensore. Chissà, forse un minuto, un tempo breve ma sufficiente per un altro irrefrenabile e terribile incubo. Guardo subito se la mano è ancora attaccata al braccio. Sì, c'è ancora. Un insolito viaggio di Cristiano Brion. Maria è una trovatella. Era stata abbandonata sui gradini di una chiesa davanti alla porta secondaria, da dove entrano i fedeli per la messa vespertina. Era una sera d'una domenica dell'inverno del 1930. La nebbia era densa come lo sono certe nebbie di febbraio. Se non c'è luce elettrica a illuminare le strade, sembrano ancora più fitte e scure e pare che esse stesse si facciano ombra. Poche persone, avvolte nei cappotti e nelle mantelle, s'affrettavano al richiamo dell'ultimo rintocco della campana, fedeli che non avevano partecipato alla funzione della mattina per stare a casa ad accudire un vecchio o un bambino malato o troppo piccolo da lasciare solo. Avevano aspettato che qualche altro membro della famiglia se ne potesse prendere cura per poter santificare la festa. Il destino aveva voluto che un'anima buona e distratta inciampasse su quel fagotto che non dava alcun lamento. Forse la bambina era stata abbandonata da poco sul granito gelido o
era più verosimile che fosse stata messa là da tempo, tanto prima che i fedeli arrivassero per la messa, per essere sicuri di non essere visti o poter comunque confondersi nella nebbia, lontano da occhi indiscreti, e fidando anche nella distrazione di quelli di Dio. Forse la neonata aveva già consumato tutto il pianto e non avrebbe resistito ancora per tanto più tempo. Alla chiesa era annesso il convento delle suore dell'Addolorata. La superiora aveva fatto chiamare il prete e ordinato di preparare quanto occorreva per battezzarla. La scaldarono vicino al fuoco del camino prima di esaminarla. Bisognava annotare sul registro che quel giorno d'inverno del 1930 era stato trovato un neonato di sesso femminile vestito con fasce rosa pallido ed una cuffietta di lana anch'essa rosa. Odore di latte e di talco. Tra le pieghe dei panni una immaginetta della Madonna, anzi di una Madonna a metà, cui era stato strappato il bambino. Una madre spezzata di Giuliana Moro. Grazie. Se si apre il sipario vi presenterei la giuria e poi premiamo la narrativa inedita. Comincio dal presidente, Matteo Strucul, padovano, 42 anni, se vi volete intanto accomodare come abbiamo detto ad arco, scrittore, traduttore di romanzi e anche di fumetti, fondatore del collettivo Sugar Pulp, del movimento Sugar Pulp, direttore dell'omonimo festival fino a poco tempo fa a Padova, il nostro presidente. Poi abbiamo l'assessore alla cultura del nostro comune, Maria Grazia Lizza, architetto, anche lei qui con noi, la mia dottoressa, tra l'altro scrittrice di Panda Edizioni, Oriana Maschio, poi abbiamo il presidente della Commissione Cultura del Comune, presidente della mia associazione Promura, Grazia Azzolini. Una blogger, una divoratrice di libri, castellana anche lei, Giorgia Gatto. Una delle anime di questo premio, Andrea Tralli, editore di Panda Edizioni. E poi quello che ha fatto nascere tutta questa seratina, Alessandro Coppo, detto il Bottegaro, che è titolare del difesa sportiva, anche lui scrittore per passione, ha fatto praticamente tutto lui. Adesso, come abbiamo detto prima, premiamo tutti assieme in maniera un po' inconsueta la narrativa inedita. Allora, Castellano, informatico, ex cestista, ex attore Bananagor, scrittore per passione, Cristiano Brion, con ogni solito viaggio, salga con noi. Lui è la prima menzione d'onore. Poi abbiamo la vincitrice, che è Giuliana Moro, con una madre spezzata. Lei è padovana, contabile, scrive da sempre e da poco tenta la via della pubblicazione, che lei salga sul palco e ci raggiunga. La seconda menzione d'onore andava a Iris, però non abbiamo scritto il cognome qui, quindi me lo dovete ricordare. Versari, con La terra dimenticata, napoletana, neomamma, purtroppo non è potuta essere qui stasera. Abbiamo deciso davanti, che per ciascuno dei premiati ci sia un giurato che si occupa di lui. Quindi partiamo con Cristiano Brion e lo premia Alessandro Coppo. Io devo darvi i microfoni come avevamo detto. Ecco. E il tuo? Buonasera. Buonasera a tutti.
Emozionato? Decisamente. Adesso o meno, ma molto emozionato sicuramente a partecipare a questa sera. Cristiano Brion vince la menzione d'onore, narrativa inedita, un solito viaggio. Grazie a tutti. Meritatissima, a parer mio. Puoi raccontarci come è nato questo libro? Guarda, l'idea è nata prima del premio Purnola. Un pomeriggio in ufficio mi è balenata tra un viaggio e l'altro l'idea di scrivere qualcosa su un viaggio. E il premio Purnola è stato la motivazione che mi ha spinto ad arrivare alla fine di questo libro, in cui ho cercato di raccontare la vita di questa persona che, tutto sommato, abbastanza soddisfatta della sua vita, ma che la sente scivolare un po' da se stesso e ha bisogno di un sussulto, di qualcosa di più, e da qui è nata attingendo dall'esperienza di viaggi, è venuto fuori questo libro. E quanto c'è della tua esperienza di viaggi nel libro? Beh, c'è abbastanza, in particolare per quel che riguarda il paese che viene descritto, e in tante cose che il protagonista racconta. Non ho mai vissuto la sua esperienza, però sicuramente c'è di me all'interno del libro. Sicuramente. Molto bene, vedremo quanto c'è di te nelle vetrine delle librerie tra qualche mese. Ti consegniamo la targa come menzione d'onore e un piccolo cadeau dal nostro sponsor Mazzolata. Giuliana Moro, toccava ad Andrea Draghi. Buonasera Giuliana, complimenti alla vincitrice. E il suo libro è un libro storico, ambientato agli inizi del Novecento, se non sbaglio, e volevo chiederle come mai questo tipo di scelta a volte inusuale. Allora, credo che sia partito da una mostra che ho visto a Padova, io sono padovana, dove erano messi in evidenza, c'era il problema dei bambini abbandonati e c'erano esposti, sono emozionatissima, erano esposti tutti questi segnali che le mamme che abbandonavano i bambini, alcune mamme, lasciavano, quindi metà moneta, metà santino, metà un ricamo, qualcosa di scritto, con l'intento evidentemente di andarsene a riprendere questi bambini una volta che le cose si fossero messe meglio. In realtà dopo le donne, soprattutto in quel periodo, non potevano certo dire di essere state madri e quindi questi bambini erano destinati a rimanere orfani per sempre, insomma. Per cui questa storia mi ha appassionato, ho cercato negli archivi e da qui è nato questo romanzo, insomma. Grazie. È un libro molto tormentato. Sì. Quando ha finito questo libro, come si è sentita? Liberata? È stato un po' un parto per certi versi? No, credo che sia venuto abbastanza naturale. No. Bene, allora consegniamo la targa di vincitrice. Un parto naturale. Naturale, eutocico. E il premio dello sponsor. Grazie a te. Adesso sarebbe previsto che tu mi attaccassi una canzone, giusto? Vado. Un buon libro può salvarti molte giornate. A volte riesce persino a modificare un pensiero, un'idea che pensavi fosse radicata nella tua mente, ma che, invece, non aveva ancora ricevuto abbastanza stimoli per restare in piedi da solo. Questo è un piccolo verso di Viaggio d'inverno. L'autrice non c'è più dall'ottobre di 2 anni fa. L'autrice si chiamava e si chiama Vittoria Serena e a 19 anni ha deciso di togliersi la vita.
Questo libro l'ha realizzato postumo la mamma di Vittorio, che ho conosciuto, devo dire, grazie a Grazia, qualche settimana fa. In realtà, dal punto di vista della cronaca, avevo seguito a Padova la vicenda di Vittorio, non conoscevo la madre. L'ho vista per la prima volta presentare questo piccolo testo una settimana fa e mi ha colpito in maniera assolutamente distruttiva. Ci siamo incontrati, ci siamo parlati, abbiamo, tra virgolette, lavorato insieme, anche se poi la sua spontaneità ha prevalso sulla forma. Io, di cuore, pensando a questa canzone che è Libri di sangue, penso che esistano anche persone di carta. Vittorio Serena è una persona di carta in questo momento. Io vorrei che questo premio, questa serata, e magari per il prossimo anno, se qualcuno vorrà portarlo avanti, fosse dedicato a Vittorio Serena. Oggi è Grazie. Adesso la giuria torna al tavolo e facciamo la lettura dei 3 testi dei premiati editi, quindi entriamo nel clou della serata. Torna la nostra voce, dovrebbe scendere la luce. Maria, a lei. Un altro dolore che si univa alla corona di spine che Eric portava sulla testa da quando era nato. Si chiese perché la madre non lo difendeva, perché non interveniva e lasciava che il padre lo picchiasse con rabbia selvaggia, facendogli un male cane. La mano della sorella nella mano della madre. Gli fece crollare il mondo addosso perché a lui non aveva mai preso la mano. Cosa aveva di così sbagliato da meritare tanto astio? Era solo un bambino. Fabrizio lo strattonava fuori di sé dalla rabbia per l'ennesimo guaio che aveva combinato. Imprecava e urlava senza ritegno. Eric non aveva via di scampo. L'unico modo di salvarsi era rimanere fermo e non aspettare che tutto finisse in fretta. Maledetto il giorno in cui sei nato, abbaiò Fabrizio, è stato il giorno della mia rovina. Sei un fallito, indegno di portare il mio cognome. Fabrizio aveva il fiato corto, il bel volto distorto, la camicia che di solito era sistemata dentro i pantaloni era in disordine, sembrava un diavolo dell'inferno. In un impeto rabbioso attirò Eric accanto a sé e si abbassò alla sua altezza, continuando a insultarlo, a maledirlo in tutte le maniere e con tutta la cattiveria che gli veniva dallo stomaco che bruciava. Non aveva più offese da gridare, le aveva già menzionate tutte a suon di sberle. Guardò il figlio negli occhi e gli sputò in faccia, sprezzante e senza vergogna. Continuò a urlare, ma Eric era agghiacciato da quel gesto vile. Quello sputo gli fece più male di tutte le botte che aveva preso nel corso degli anni. Era un'umiliazione troppo pesante da sopportare e anche da perdonare. Se lo sarebbe ricordato per tutta la vita. E Fabrizio sembrava non essersi nemmeno reso conto di quello che aveva fatto. Gli diede una spinta e lo allontanò da sé. Il figlio non voluto di Claudio Crepaldi. Era un pomeriggio di giugno, un giorno qualunque. L'estate alle porte si percepiva dalla mitezza profusa da un cielo azzurro ricamato di nubi ovattate. Un breve dream, un tremolante indice destro posato sul campanello dell'appartamento numero 6. Anticipò l'apertura di un imponente portone guardiano. L'atrio presentò la sua regale pertinenza. Salì,
Lentamente, ma col cuore in gola, le 8 rampe di scale che dividevano l'ingresso principale dall'appartamento. Era situato all'ultimo e quarto piano di un edificio risalente ai primi dell'Ottocento, nella zona rinascimentale della città. Lo stabile, sprovvisto di ascensore perché troppo antico per permetterne la costruzione, era destinato, al domicilio dei piani superiori, a persone agili ed abili a percorrere le scale quotidianamente. Giunta all'ultimo pianerottolo mi trovai di fronte a 2 porte simili, una delle quali era socchiusa. Cautamente la spinsi. Con la naturalezza con cui si compiono azioni usuali, mi invitò a entrare. Attraversammo silenziosi l'imponente ingresso che un'arcata in marmo nero divideva dal salotto. Nonostante la concitazione, tentai di non far trapelare l'emozione che si avvertiva da un palpito veloce e da un tono vocale investito da un brusio ignoto. Non mi era d'abitudine incontrare segretamente e in privato un uomo. L'ultima volta risaliva a qualche lustro addietro. Insomma, un'eternità. Farfalle di vetro di Morena Balugani. Ormai non sarebbe più arrivato, lo sapeva. Si vedeva da come si guardava intorno, da come giocherellava col bicchiere su cui era rimasto impresso il rossetto. Eppure continuava a guardare ossessivamente la porta del locale, con avidità quasi, come se non volesse arrendersi all'idea che qualcuno le avesse dato buca. Provava imbarazzo ed evitava di incrociare gli occhi dei camerieri che la fissavano quasi con compassione. Mi chiesi quante volte avessero assistito a scene di quel genere. Era 1 ora e mezza che la osservavo. So che non è educato, ma amo sbirciare le vite degli altri e non c'è niente di morboso, solo un modo piacevole per ingannare il tempo. Non doveva avere più di 45 anni, era una bella donna, molto elegante, da come gesticolava e dal modo in cui maneggiava il cellulare e da come fissava le altre donne, soppesandone abiti e gioielli, dedussi che era abituata a dare ordini. Forse era titolare di un negozio, non aveva apparvenze da intellettuale, ma esclusi totalmente un lavoro manuale. Non ne aveva né l'aria né gli ineluttabili segni. Non sembrava curiosa, al contrario di me, dava l'idea di una tipa pragmatica. Di sicuro era attenta all'aspetto. La tinta bionda era impeccabile, così come lo smalto in pandan col rossetto. Un'altra cosa di cui ero certo era che non fosse sposata, a giudicare dagli anelli, o meglio, se per caso lo era, non voleva che il mondo lo sapesse. Quando studio una persona parto sempre dalla fede, poi, non so perché, scendo a dare un'occhiata alle scarpe. Dicono molto di un individuo, così come la borsa, se si tratta di una donna. Lei calzava scarpe di fattura raffinata e portava una borsetta di un marchio di lusso. Entrambe stonavano però con gli orecchini, molto belli a mio parere, ma di sicuro non all'altezza della borsa. Osservai l'orologio, di classe, ma non più di 400 euro. La prova del 9, il cappotto. Sicuramente era stato sfoggiato da qualche modella su una rivista di moda, ma qualcosa come 5 anni fa. No. Non poteva permettersi le scarpe e la borsa. E allora, come le aveva ottenute? Regali? Probabilissimo, ma da chi e perché? Mi alzai per andare al bagno. Fu soltanto una scusa per dare un'occhiata più da vicino. Quando ritornai, ero più certo
che la donna ostentava un lusso che non poteva permettersi. I capelli, nonostante a mio parere fossero perfetti, non avevano la sinuosità del taglio di un parrucchiere alla moda. Il vino che sorseggiava non era all'altezza dell'immagine che voleva dare di sé, quindi o non ne capiva molto di vini oppure non poteva permettersi quelli di alto livello. Dalle occhiate che lanciava le bottiglie sui tavoli a lei vicini propendevo per la seconda ipotesi. Più la osservavo e più mi rendevo conto che quella donna voleva ingannare il mondo. La cosa mi intristiva e al tempo stesso mi faceva tenerezza e mi affascinava. Mi resi conto che volevo sapere tutto di lei. La sua voglia o necessità di mostrarsi per ciò che non era mi aveva completamente intrigato. L'appuntamento di Pier Giorgio Pulizzi. Narrativa edita. È Bolzanino, ha 67 anni, scrive per diletto, venga sul palco Claudio Trepaldi, autore del Figlio non voluto. Lo premiamo come terzo posto. Al secondo Ferrarese, amministratrice di un'azienda di commercio, scrive da sempre, ci raggiunga Morena Balugani per Le farfalle di vetro. Poi l'avete sentito per ultimo letto da Maria. Pier Giorgio Pulizzi con l'appuntamento. È cagliaritano dell'82, fa parte del collettivo di scrittura Sabò, fondato da Massimo Carlotto, di Massimo Carlotto è un allievo, è autore della saga poliziesca di Biagio Mazzeo, con il libro che premiamo stasera ha venduto, non lo so, siamo a 100.000 più o meno, quindi farà 200.000 dopo questo premio. Pier Giorgio Pulizzi. Ripetiamo lo schema di prima. Scusateci perché come vedete quello che si disegna sulla carta poi quando lo porti nella realtà non è sempre così lineare, però ci si prova, vedrete che nel corso della serata faremo meglio. Quindi partiamo dalla terza, Claudia Trepaldi, va premiata da Grazia Azzolini. Eccoci qua. Prego, grazie. Allora, ho letto il suo libro, è impegnativo il titolo, Il figlio non voluto, impegnativo il titolo, e il nostro protagonista, Eric, con questa giustificazione, diciamo, inizia la sua vita giustificando una serie di eccessi. Esatto, sì. Eccessi dove vediamo un uomo che diventa bulemico di sesso, di donne, un uomo che non riesce a raggiungere una stabilità né per sé né per chi ha intorno, alla ricerca di una, diciamo, immagine di rivalsa quasi nei confronti del padre. E poi un uomo che arriva a chiudere la sua vita, e non svelerò perché è giusto che lo leggano, ecco, in un modo profondo e nello stesso tempo inaspettato per un personaggio così. Un grande amore per il padre non corrisposto che lo porta a tutta questa serie di eccessi. Ma la domanda che io le volevo fare è semplice, ma è quella che mi è uscita dall'inizio alla fine, e è quella di, secondo lei, che è l'autore, quindi ha fatto una lettura di questo nostro protagonista, i valori si assorbono e si ottengono durante la vita o si ereditano quasi come un genoma dai propri genitori? No, allora, prima di tutto questo era un atto dovuto al protagonista del libro, e poi, ma soprattutto, voleva essere un monito a tanti genitori. Certo. Questo è un po' il tutto. Un monito per tanti genitori, oltre che un ricordo dell'amico del personaggio, che era un personaggio realmente vissuto. Sì, è una biografia vera. Sì, infatti, è un libro che consiglio e che è forte da certi punti di vista. Per me è stato un po'... È forte. È forte. Grazie.
seconda classificata della prima edizione del Premio Pronova, l'abbiamo detto, ferrarese, amministratrice di un'azienda di commercio. La premia Maria Grazia Lizza, il nostro assessore alla cultura, Morena Balugano. Avanti. Bene, tocca a noi. Devo dire che quando mi è stato detto il premio devi darlo te a Morena, sono stata felicissima perché ho letto il libro veramente d'un fiato, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto nella descrizione dei luoghi, nella descrizione dei sentimenti dei vari personaggi. E poi c'è un po' di tutto, c'è il personaggio che è una persona molto vera, Esther è una persona molto vera, molto reale, c'è però anche, e c'è l'amore ovviamente in questo romanzo, c'è tanta magia, c'è della magia, ma alla fine la magia, e il personaggio principale della magia è Ruffo, quindi volevo tanto che ispirazione, la mia domanda è che ispirazione ha avuto per questo personaggio. E poi la cosa interessante è che la magia però non riesce a impedire la morte e non riesce a impedire il dolore della protagonista e la morte di Amelia. E quindi volevo appunto mettere insieme il personaggio mago ma anche questo aspetto. Sì, il romanzo è nato praticamente per gioco e ho voluto solo riportare su carta scritta le emozioni di una donna e poi mi sono guardata un po' intorno e quindi piano piano ci ho messo parecchio tempo a scrivere questo libro perché è proprio nato per caso e quindi piano piano ho ampliato un po' le vedute, mi sono guardata intorno ed è nato questo libro. E più che altro credo sia un concentrato di emozioni. E la magia fa parte della sua vita, fa parte... Sì, vedo che c'è, ma anche molto nella fantasia. Io ho cresciuto 2 figli, ho visto molti cartoni, quindi fantasia ce n'era in quantità e ho giocato e lavorato su questo. Comunque il romanzo è bellissimo, ve lo consiglio, è davvero Grazie. molto bello, anche Grazie in mille. tutte le sue parti. Complimenti. Grazie. Per Pier Giorgio Pulixi tocca a Matteo e quindi fate voi in grande autonomia. Allora, buonasera a tutti. Devo dire che sono stato entusiasta di essere presidente di questa giuria per questo premio che tra l'altro insomma, valorizza il cuore, insomma, non legato a Castelfranco Veneto, la Prunola, l'Ottocento, una realtà insomma che a me è molto cara. Sono felice di premiare questa sera Pier Giorgio, che è un autore meraviglioso, un importante autore di noir, di polizieschi, di arboi, di romanzi gialli, insomma, come dire, il giallo e il noir declinati in tutte le loro sfumature, un autore che tra l'altro che pubblica per l'edizione O, che è stato recentemente tradotto per come dire, tutti i mercati di lingua inglese da Europe Edition con The Night of the Panthers, che è uno dei romanzi della serie di Biagio Mazzeo, che insomma è la serie che gli sta dando grande notorietà. E questo romanzo invece l'appuntamento è un romanzo che esce da questa serie che gli ha dato grande successo, un romanzo che come avete sentito si apre insomma con questa descrizione quasi hitchcockiana in cui c'è questo personaggio, premetto, non sono una donna, ma se fossi una donna dopo aver letto un libro del genere un appuntamento con te non lo direi mai, però diciamo questo personaggio che è un osservatore e come dire ha questa cena insomma, iniziale con questa donna e poi da di là c'è una sorta di discesa agli inferi. Quello che mi ha colpito straordinariamente, credo ci abbia colpito di questo romanzo, è come tu organizzi le geometrie dei rapporti psicologici e quindi volevo capire che tipo di studio c'era stato, se tu hai fatto studi di questo tipo, come ti sei preparato, perché davvero è anche un romanzo insolito per te che sei molto più legato invece magari all'azione eccetera, questo dimostra anche la tua grande duttilità di autore. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie, per me è un grandissimo onore davvero ricevere questo premio qui, davvero non ho parole, quindi grazie mille alla giuria, ad Alessandro, a tutti voi per essere qui, davvero un grandissimo onore. L'appuntamento in realtà non ha, questo appuntamento tra questo uomo e questa donna non ha nulla di galante,
In realtà purtroppo quella donna è costretta a essere lì da circostanze drammatiche e l'uomo con cui ha questo fantomatico appuntamento è l'uomo che nessuno vorrebbe mai incontrare, perché è un sadico, è un uomo ossessionato dal controllo. Riferendomi a quello che tu mi chiedevi, mi interessava raccontare un tipo di violenza che non è fisica, ma è quella psicologica, la violenza psicologica dei rapporti tra le persone, quella che troviamo anche nel mondo del lavoro. Quindi mi interessava dare dal punto di vista scenografico un qualcosa che portasse direttamente il lettore lì, insieme ai due personaggi. C'è un'unica scenografia, tutto il romanzo si svolge dentro questo ristorante, al tavolo di questo ristorante, e la sfida era quella, far capire da subito che entrambi i personaggi indossano delle maschere, qualcuno per necessità, altre per un mistero che poi è il cuore di tutto il romanzo. Quindi la sfida in realtà era raccontare un tipo di violenza diverso da quello a cui tutti siamo abituati, cioè quella fisica, ma entrare nei meandri dell'animo umano. E c'è in questo romanzo anche un'attenzione molto particolare ai personaggi femminili, non che voglio dire non ci sia in altri romanzi, però insomma qui davvero, insomma, almeno il primo personaggio che noi incontriamo femminile è davvero un personaggio molto importante, insomma, e mi è davvero piaciuto. Io amo raccontare i personaggi femminili e mi piace leggerne, e devo dire, insomma, vorrei sapere un po' come l'hai costruito e se magari, insomma, non lo so, la rivedremo ancora, chi lo sa, insomma, mi ci sono molto affezionato da lettore. Ma guarda, in realtà tutto il romanzo è nato da... io l'unica cosa che ho in comune col protagonista, quindi con la persona che avete sentito nell'incipit, è solo il fatto che osservo le persone. E una sera ero a cena, mi è capitato appunto di sedermi a tavola e osservare una donna che era già lì quando io sono arrivato. Io ho iniziato a mangiare il primo, il secondo, e lei era sempre lì che aspettava qualcuno che comunque sembrava che non arrivasse più. E sono stato lì circa un'ora e mezza, appunto, e quando me ne sono andato quella donna era ancora lì, che continuava a insistere, a guardare ossessivamente la porta e aspettare qualcuno che però sembrava davvero che non sarebbe più arrivato. E quindi là la mente un po' mi ha fatto chiedere perché quella donna sta aspettando, non si arrende all'evidenza. E lì è iniziata, come dire, il processo creativo è partito proprio da quella sera, e mi sono detto probabilmente quella donna è costretta ad aspettare qualcuno, e lì è iniziato tutto il mistero dell'appuntamento. Beh, davvero una bella storia. Io a questo punto premierei per Giorgio, insomma, con il premio, e farei un grande applauso per questa trasmissione. Teniamo i vincitori qui, li mettete tutti assieme, esigenze della stampa, dovete fare una foto con i premiati. Uno accanto all'altro, tenete pure i premi in mano, non serve magari la bottiglia. Che pesa? Vai, tieni, fai i pesi. Vai, prego. Mentre fanno le foto, io annuncio già il prossimo piccolo passaggio. Con Andrea Tralli avevamo pensato di fare una cosa, ma la spiega Andrea. Sì, siccome per le categorie degli editi, essendo in una decina, non tutti i giurati sono presenti questa sera, i libri editi dovevano spedire una decina di libri per ogni candidato premio. E quindi in totale sono arrivati più di 500 libri. E quindi abbiamo pensato di rendere pubblica tutta questa produzione letteraria donando alla biblioteca di Castelfranco Veneto i libri che adesso prendiamo qua dietro. Simbolicamente riconsegniamo all'assessore che si prenderà un pacco da 500 libri e li porterà a chi di dovere, poi per la biblioteca leggeranno anche questi. Esatto. E saranno disponibili a tutti i castellani. Grazie Andrea Tralli, grazie Alessandro Coppo, Renato Piva per questa splendida organizzazione, questa serata. Di certo la biblioteca di Castelfranco, come sapete, ha moltissimi volumi,
ha un archivio storico impressionante e i libri per me sono sempre graditi come regalo, come dono, e sono sicura che la nostra biblioteca li esporrà e li offrirà a tutti coloro che frequentano giornalmente la biblioteca. Grazie, per noi è davvero un dono prezioso, grazie. Ringraziamo impegnati e passiamo alla terza e penultima parte della serata, se il microfono funzionasse. Cibo e bevande, categorie inediti, per la prima menzione il gruppo micologico di Castelfranco con il ricettario dei funghi. Ritira il premio Sergio Chiminazzo del gruppo micologico e storica figura del nostro palio. Il premiato è, a premiare Paolo Zanon dell'Associazione dei Commercianti del Centro, quindi ci raggiunga Paolo e ci raggiunga anche Sergio sul palco. Stessa formula di prima. Dove sono? Ci siamo persi un pezzo di microfono per strada. Chi ha l'altro? Vai Paolo, premi. Allora, seconda menzione al gruppo micologico con il ricettario dei funghi. Il gruppo micologico, una breve presentazione, da molti anni attivo a Castelfranco, ha riassunto tutto il loro sapere culinario del gruppo in questa raccolta di ricette. Io vorrei chiedere agli amici qui del gruppo micologico, intanto se è stato bello. È stato bello raccogliere le varie ricette, ne avete provata qualcuna in gruppo nelle diverse occasioni conviviali che avete avuto, e a chi vorreste dedicare questa menzione d'onore? Facciamo il microfono. Allora, il gruppo micologico di Castelfranco è nato 27 anni fa e in 27 anni abbiamo fatto tante ricette di funghi, tante serate sui funghi, e per 8 anni abbiamo fatto un concorso dove i rappresentanti dei vari soci presentavano un piatto, e con questi piatti abbiamo fatto 8 libri con 8 libri di ricette sui funghi. Quindi per chi è appassionato di funghi noi siamo aperti tutti i lunedì, e quindi chi desidera venire a conoscere i funghi e imparare anche qualche ricetta, ci trovate in Via Verdi tutti i lunedì sera, e se qualcuno vuole basta guardare su internet e trova il nostro sito, che è il Gruppo Micologico Castellano. Grazie. Tutti i lunedì offre Sergio Chiminazzo, risotto coi funghi, avanti. Prima menzione d'onore, Floreana Nativo con la cucina del delitto. La premiatrice è Annalisa Amati del ristorante Calgioglio, quindi ci raggiungano qua sopra. Lei è di Agrigento, ma in filiale adottiva, commerciante, ha un negozio a Udine. Se riusciamo ad averla qui. Io non sono uno chef, ma sono una cuoca, quindi Meglio ancora, da cuoca. Allora, da dove arriva questo libro? Beh, questo libro l'ho iniziato a scrivere tanti anni fa perché mi piace la cucina e quindi faccio delle ricette per conto mio e mi piace scrivere gialli. Allora ho pensato di fare questo connubio fra ricette e gialli, e il cibo è visto nelle sue varie incarnazioni: amore e morte, invidia, avarizia, lussuria,
un po' di tutto, arriviamo perfino al cannibalismo in un certo senso, quindi varie spigolature del cibo. E come ha scelto i curiosi titoli delle ricette? Perché io li ho letti. Mi piace stupire, perché sono un po' estrosa, ecco. E qualche esempio? Ma il jacuzzi. Jacuzzi mi sono rifatta Zola, come il grido di Zola, per cercare di far vedere in questa società che cambia tutto e invece non cambia mai nulla. L'eroe che viene osannato, viene ucciso, tutti si rivoltano e poi tutto viene ricoperto dalla polvere del tempo e tutto torna come prima. Bravissima. Grazie. Grazie. Visto che avevo capito nel Facebook che davate i libri alla biblioteca, ho portato un mio libro di saggistica, quindi se Grazie. volete... 500 più 1. Per la categoria il vincitore è Giacomo Massarotto con Leggende e racconti in cucina. In realtà Giacomo non c'è, ritira il premio per lui il fratello Giorgio, a premiarlo è Oriana Maschio. Buonasera. Un libro è un dono per chi lo scrive, perché regala a se stesso delle emozioni, delle riflessioni, e poi è un dono al mondo. E devo dire che io che ho scritto, che devo scrivere, il passaggio di donare al mondo ha una fatica, perché ci si denuda con un libro di qualsiasi genere, sia noi raccontiamo i nostri gusti, i nostri valori, come scegliamo anche un saggio, è veramente c'è il nostro imprimato. Ma c'è anche qualcosa da dire su questo libro, che c'è un dono che è proprio l'argomento, è il cibo che viene dalla terra. E se pensiamo che veniamo alla vita, il primo dono è proprio l'alimento, sia che siamo esseri umani o gli animali, il dono del cibo. E qui il cibo è rappresentato come dono della terra, raccontato attraverso delle leggende. E allora un altro dono ancora, la memoria. Ed è una memoria che non è quella immediatamente storica, ma è una memoria di veramente che ci porta lontano. E devo dire che io ho letto veramente rapita queste storie, queste leggende, perché il radicchio di Castelfranco è raccontato proprio come di fatto ha acquisito questa sua, diciamo, specifica, e che viene da veramente una storia lontanissima. Ed è tutta così una magnetica storia della nostra terra, di quello che noi in fondo siamo stati anche proprio 300, 400, 500 anni fa, con i nostri valori e anche con tante cose che turbano. E dunque un grazie a questo grande dono che suo fratello ci ha fatto. Grazie. Io devo solo riportare 2 parole. Giacomo ci teneva tantissimo a essere qui questa sera, perché Castelfranco è la sua città, ci sono i suoi amici, la sua vita, e quando è qui ha sempre momenti particolarmente piacevoli. Ci teneva tanto e mi ha pregato poi di ringraziare uno a uno tutti gli organizzatori di questo premio Pronola, che mi ha detto di pure fra poco farà ombra al premio Strega. Quindi o hai il dono della presenza, e questo sarebbe il bene, o il senso dell'uomo, questo è la prima cosa. Comunque no, grazie a tutti e un saluto a tutti. Grazie. I premiati adesso si paga, perché come prima foto di gruppo e poi c'è una piccola cosina che vi deve dire Alessandro.
Carissimi, grazie. Al centro del palco il creatore del Prunola vi deve dire una cosetta che farà. Allora, non ci aspettavamo un successo così grande e vi ringraziamo per essere qui con noi questa sera. Sulla scia del successo del premio Prunola abbiamo deciso di organizzare una seconda manifestazione che si chiama Castelfranco Lecce, sarà il 10 aprile dentro le mura del castello. Abbiamo già 20 case editrici che hanno aderito e che verranno ad esporre tutto il loro catalogo all'interno delle mura, tra presentazioni di autori all'aperto e all'interno delle librerie. Vi aspettiamo, sarà una giornata dedicata alla letteratura e al divertimento. Grazie mille. 5 bevande, categorie inediti, quindi è l'ultima parte del nostro premio. Terzo posto Fabio Renzi con le diete dimagranti, laziale, farmacista di Imperia. Facciamo ritirare il premio allo sponsor perché l'autore non è presente, del resto è Renzi, magari ha pensato che venire da noi non era così semplice. Premia Walter Polognato di TLA, azienda di tecnologie liquide per alimenti, quindi venga pure, consegniamo il premio a lui e dirà qualche parola Alessandro. O Andrea o Alessandro, dite qualcosa a Walter. Complimenti, grazie. Intanto acceleriamo. Ringraziamo Tecnologie Liquide Alimentari che ha voluto sponsorizzare e ha reso possibile con il suo contributo il premio Prunola e il Castelfranco Lecce di cui vi abbiamo appena parlato. E quindi consegniamo a Walter come delegato sia la targa che il premio dello sponsor Mazzolana. Volevo soltanto ringraziare tutti quanti, la platea, gli autori, chi ci ha invitato. Siamo stati molto lieti di essere qui con voi perché crediamo che tutto quello che è food and beverage sia molto importante per il nostro territorio. Noi ci mettiamo qualcosa di piccolo sulla tecnologia. Voglio ringraziare gli autori di queste belle narrative perché in un momento in cui il mondo sembra che abbia imparato tutto, c'è ancora molto da imparare e con queste belle cose penso che sia importante per tutti quanti. Per quello che è la serata vi ringrazio tanto e spero che ci sia un proseguo anche per la prossima. La sponsorizzazione Alessandro sicuramente saremo presenti, anche perché sì, il microfono non va. Noi lavoriamo nel mondo del vino soprattutto, dunque il vino è cultura, porta l'Italia nel mondo, ma anche la cultura sta facendo grandi cose e fa conoscere il nostro bel paese. Grazie a tutti e buona serata. Secondo posto, il mio microfono non va più, urlo, Anna Maria Zanchetta con Le stagioni del gusto, premia Bruno Genovese di Carola d'Industria e Mazzolava. Saranno entrambi. Prego, in centro a voi. Beh, ho visto un po' su internet il libro delle ricette che parlava appunto di questi colli iberici e le ricette vecchie ed è evidente che in questa passione che condivide con queste ricette lei anche vuole portare avanti i valori del territorio proprio. Certamente. E la domanda è esattamente questa, cioè la cucina quanto effettivamente può aiutare nel mantenere queste tradizioni, nel valorizzare il territorio? Sicuramente è importante, è un pezzo importante, la buona cucina, e noi nei Iberici stiamo facendo un grosso lavoro di ripristino della tradizione. Vedevo qualche ricetta interessante, la pasta casoi, scopettoni. E poi così mi trovo di fronte a uno chef
di solito sono molti maschi, è ancora un ambiente molto maschile. Io sono una povera cuoca, una trattoria di famiglia, do una mano a mio fratello, ma una cuoca molto mediocre, sono solo un'appassionata di cucina. Appassionata di cucina e anche di scrittura, E di scrivere. E qual è il ruolo della donna così, nel mantenere i valori della tradizione, i valori anche che si danno un po' più, si stanno un po' liquefando in questo tempo, secondo lei? Importantissimo e da ripristinare, come appare da tutti i miei scritti. Bene, complimenti. Grazie. Grazie a tutti. Finiamo con l'ultimo premiato. Giacinto Bevilacqua con Un fiade gusto, è un testo collettivo, ritira il premio l'editore di Altre Edizioni e lo premia Luca Fraccaro di Fraccaro Spumadoro. Prego. Buonasera a tutti. Prego. Complimenti intanto faccio a lei. Grazie. Ringrazio innanzitutto Alessandro che ha coinvolto me personalmente e la nostra azienda che siamo di Castelfranco in questo evento, il primo evento di questo premio Prunola, perché è molto importante, rivolto molto all'arte e alla cultura e che noi ci teniamo tanto, soprattutto al discorso culturale e territorio. Ringrazio anche tutta l'organizzazione e avevo un paio di curiosità, di domande da fare. La prima era come mai, da cosa è nata questa idea di raccogliere queste ricette su questo paese irano del Pordenonese, e poi se è stato difficile, come è andata questo progetto. L'idea è nata semplicemente e banalmente dal grande amore per il mio paese, che è un paesino di 900 anime quando c'era lavoro, adesso di meno. È un paesino molto piccolo, ma dove la gente ancora si saluta per strada, in cui tutti si vogliono bene, in cui si organizza una sagra piuttosto rinomata, che è la sagra del baccalà, che è stata visitata anche da delegati della Norvegia. È stata quindi una espressione di affetto sincero per questo paesino, che è una frazione di Prata di Pordenone, quindi in Friuli Venezia Giulia, anche se parliamo con cadenza veneta come magari sentite, la diocesi è quella di Vittorio Veneto, insomma guardiamo al Veneto. Seconda domanda, sì, è stato molto difficile, chiaramente per esigenze editoriali, per esigenze di tempo, si è dovuto operare una selezione. Anche se su 900 abitanti siamo riusciti a inserire 70 donne e quindi quasi 70 famiglie, alcune sono rimaste fuori, la scelta è stata purtroppo dolorosa, però insomma abbiamo rimediato con qualche presentazione pubblica, con le foto del paese, con la partecipazione della Proloquio e delle altre associazioni del paese. Complimenti al cuore. Grazie. Finisce qua con la premiazione. Teniamo i giurati uniti per le foto di rito. Vi rimandiamo tutti quanti al 10 aprile per Castelfranco Legge. Qua fuori c'è un piccolo rinfresco e adesso, siccome a me piace la techno, vi salutiamo in musica. Se Alessandro riesce a premere un bottone in tempo, vi congediamo ad alto voltaggio di BPM. Buona serata a tutti.